Schianto verso le 11 in via Villa Storta a Portogruaro. Un uomo di 67 anni è stato travolto in pieno da un mezzo pesante, un camioncino dei rifiuti, e per lui non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi. La vittima stava percorrendo la via poco distante dal cimitero del paese, quando il conducente del camioncino proveniente dalla direzione opposta, forse per distrazione, l'ha travolto in pieno durante una manovra, trascinandolo per alcuni metri e schiacciandolo. La bicicletta è rimasta incastrata sotto la motrice. L'incidente è avvenuto nel parcheggio vicino ad un ipermercato. Immediatamente i testimoni che erano sul posto e hanno loro malgrado assistito alla terribile scena hanno allertato subito i soccorsi giunti sul posto poco dopo con un'ambulanza del SUEM 118. I sanitari l'hanno intubato e trasportato all'ospedale di Portogruaro, ma poco dopo il 67enne si è spento. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia stradale per stabilire l'esatta dinamica ed effettuare tutti i rilievi del caso.